Ben ritrovati a Diffusion, ultima puntata della settimana. È venerdì e quindi è ora di andare a ballare. Io mi sono preparata, voi siete pronti? Direi di sì, perché altrimenti facciamo tardi per entrare altra volta di Cesenatico. E poi ritroviamo And Smasher. Stai concentrato. Questa notte le nostre donne sono meravigliose. Mi sembra che te la tiri un po' così. Qui si parla di abbondage. La settimana scorsa eravamo rimasti qua, proprio ci eravamo promessi di riprendere questo argomento perché veramente avete stracliccato e avete mandato centinaia di messaggi. Veronica, Sara, Melissa, si parte con TV Travolta, la seconda volta. 50 sfumature di Daniel e Hilary. Daniel, innanzitutto, che cosa hai fatto qui che c'hai 3 puntini rossi e hai la guancia completamente rossa? Ho la guancia arrossita perché l'Hilary mi ha riempito di schiaffi fino ad adesso. Perché l'hai riempito Hilary, scusa? Dovevamo fare le prove. Siamo all'Energy ogni sabato notte a Cesenatico. Questa notte c'è una festa particolare, chiaramente parleremo delle 50 sfumature non di grigio ma di Travolta, con un grandissimo ritorno. Melissa che mi sta frustando, scusa un attimo, questa la prendo io. Cosa consiste il vostro spettacolo, ragazzi? Consiste nel riprodurre il romanzo di 50 sfumature di grigio, dove io interpreto la parte dell'uomo straricco che conosce questa ragazza e si innamora. Quindi paghi te stasera i costi della trasmissione? Se te me li presti, sì. Senti, Hilary, dominatrice oppure sottomessa? Ahimè, questa volta sottomessa. Ahimè. Sono simpaticissimi, tra l'altro fisico veramente bestiale, è il titolare di una palestra a Cesenatico, si chiama My Place, Daniel Strip e Hilary Noir. Ragazzi, partiamo? Partiamo. Vai, partiamo. TV Travolta, cosa hai fatto? Dove eri finita, Melissa? Purtroppo mi ero fatta male e adesso per fortuna sto meglio, niente di grave. E sei quindi diventata sadica e questa sera vuoi tu far male a noi, vero? Esatto. Non vorrei mica essere nel tuo moroso io. Grande riconferma, Veronica Rossi. Sì, Franz, sono ancora qui io. Quindi questa sera, ragazzi, sfumiamo. Vi sfumiamo, banda alle ciance, ma si comincia subito. Lo faresti mai a 3, dato che siamo in 3? Potrei averlo anche già fatto, magari cambiano i soggetti, però vorrei... Quindi 5 o 6, lo vorrei fare volentieri, volentierissimo. Si vorrebbe, appuntiamo, dai. Sempre di più che di meno, sempre meglio, dai. Le bariste in assoluto più belle, più divertenti, ma anche più sensuali. Dallo studio 54 questa sera conosciamo Sara. Ciao. Allora, dominante o dominato? Dominante sarebbe bello. Molte volte sono dominato dalle passioni, quindi... Non dalle donne. Dalla passione delle donne, senza dubbio. Di donne poche, come sempre. Questa notte, come sempre, le nostre travoltiane, ce ne sono addirittura 3, vi disturberanno durante la vostra notte con domande. Sara, questa sera? Questa sera domande hot, intime e scopriremo i vostri segreti più nascosti. Sara, cosa fai nella vita? Studio. Senti, ma questa sera tu sai che si parla di sensualità e anche di trasgressione. Non mi dire che non hai mai fatto niente di strano tu. Non si dice. Però l'hai fatto? Guarda, mi è caduto anche il foglio, quindi vuol dire che... Ammettiamolo, sì. Veronica, ma tu ti ricordi Cilio, King, DJ King? Sì, ma... Sai che... No, pensavo che fosse diventato un monaco tibetano, un eremita, e invece DJ King, eccoti qua. È tornato DJ King. Con qualche chilo in più, sì? No. No, qualcuno, no. Qual è stato il posto più strano che l'hai fatto in assoluto? Lavatrice? Dentro? No, direi sopra. Non hai preso la scossa, scusa? Per fortuna no. Mentre girava? No. Era ferma. È simpaticissima, ragazzi. Sara, la barman. Ciao a tutti. Mettere il preservativo è un gesto d'amore sia per voi che per la persona con la quale state facendo l'amore.
vi protegge da ogni malattia sessualmente trasmissibile e dalle gravidanze che non volete. Questa sera appunto noi stiamo parlando di trasgressione. Quali sono, Ilari, i 4 segni assolutamente più trasgressivi di questo mese? Sicuramente lo Scorpione al primo posto, al secondo posto il Toro, al terzo posto l'Ariete. Grazie. Quindi sono leggermente trasgressivo. Invece tu? E io sono un Toro. Toro. Il quarto segno è Capricorno. Qui si parla di abbondage. C'è questa domanda che mi dà ansia sinceramente, ma il 21 di dicembre finisce il mondo, è vero oppure è una balla? Anche se finirà il mondo, il Travolta non finirà mai. Ci rifugiamo tutti qui dentro, ragazzi, è un bunker inossidabile. Dico fetish. Tu cosa mi rispondi? Tentazione. Poi? Segreto. Sì? Moda. Insomma, ti piace? No. Beh, però ogni tanto. Però il pensiero c'è. Allora ragazzi, nel sesso, preliminari sì o no? Dipende. Io sono per il sì. Però se... dipende. TV Travolta oggi fa informazione sulle specialità, per così dire, dell'amore. Feticismo, Veronica, tu che sei quasi psicologa, cos'è questo feticismo? Il feticismo è un piacere nell'usare oggetti particolari, anche abbigliamenti particolari, travestimenti, proprio al momento, sì, del... Tu? Dipende dalla persona. Se so che è una ragazza che va con tutti, preliminari assolutamente. Ah, grande. Melissa, Dimmi tu. voyeurismo. Allora, il voyeurismo è quando le persone, un po' malate anche secondo me, gli piace vedere mentre gli altri praticano del sesso. Te non guarderesti, no? No, assolutamente. Te monti su. Io sì. Non vorrei mica essere nel tuo moroso io. Veronica, bondage. Il bondage è una tecnica un po' particolare che consiste nella costrizione, nella Sono tutte legare. tecniche particolari, ragazzi, molto Questo particolari. è molto particolare, Branf, sì, è una tecnica che prevede manette, corde. Quindi costringere, sì, ma costringe. Tu fai sempre le domande agli altri, ora te ne faccio una io a te. Dominante o dominato? credo di avere comunque raggiunto la pace dei sensi ormai. Il posto più strano dove l'hai fatto? Dentro un ascensore. Dentro un ascensore? Benissimo, tu Sara? Ho bloccato l'ascensore. Sì, da me. Ok, ti piacerebbe farlo a 3? Sì. Mai fatto? No. Mai. E un posto strano che ti piace? La cabina della spiaggia. Ah, bagnino? Sì. Psicologicamente perché nasce questa esigenza di stringere, costringere la persona? Sono perversioni, una sorta di sottomissione, chiamiamola, sì. Però ti interessano un po' queste cose, mi sembra? Sì, le studio effettivamente, sono preparata, vero? Propedeutica. Sì, sì, mi interessano, hai ragione. Secondo me qualche devianza te ce l'hai. Come Caronte, ragazzi, traghettava le anime da una parte all'altra dell'inferno, Carmelo ci porta qui sempre delle ragazze meravigliose, ma dove le trovi, scusa, perché vorrei capire meglio. Volevo sapere se la frase l'hai studiata o te la sei inventata adesso. No, guardandoti in faccia ho visto che sei un po' un'anima in pena come noi, però dove le trovi tu queste ragazze? Le trovo dove si comprano le ragazze belle. Quando vai a comprare i mobili vai all'Ikea, quando compri le ragazze vai nel negozio delle ragazze. Nella boutique. Nella boutique. Su TV Travolta ringraziamo chiaramente Christopher che sta curando questa bellissima programmazione live. Questa notte conosciamo gli... Ecotime. Scusa, eco come? Ecologia. Esattamente, no? Comunque si è visto, no? Qui ecologia non c'entra veramente proprio niente, proprio siamo contro, bruciamo tutto noi dove andiamo facciamo della gran legna e poi bruciamo. Melissa, lo spanking, dal verbo inglese to spank. Allora, Franz, fai un passo in avanti. Cioè? Fai un passo in avanti. Oh! Questo è lo spanking.
ranking. Un po' più forte, però è questo. Senti, so che stiamo lavorando a un nuovo disco, vero? Sì, è in uscita il nostro disco a dicembre che ci porterà in tour in Europa. Come si chiama il disco? Si chiama Genuine. È un concept album. Chi comanda di voi? Comando io perché questi ragazzi li devo tenere a bada. Come sono? Sono discoli, vero? Moltissimo, guarda. Ragazzi, sono meravigliosi. Risentiremo live questa notte, sono Eco Time. Con Chiara e Francesca parliamo di tutto tranne che di bar. Ti hai mai proposto di fare a 3, scusa? Non si dice? Quindi è sì? Non si dice, no, non si dice. Altrimenti negheresti? Ah, non si sa. Bisogna venire all'Energy per scoprire tutti questi segreti. Ehi. Lo preferisci, Francesca? Romantico o duro, rude, No, hard? duro. Duro. Romantico no. Che ti frusti, che ti... Esatto, sì, aggressivo. Quindi sottomessa? Sottomesso. No? No, Duro come? però che comando io, che le regole le faccio io, scusa. Allora, se ti dico 69, cosa ti viene in mente? Una mossa. Una mossa? Una mossa sessuale. Ma non solo, può essere anche un'annata. Una data, sì, un numero. Ti sei scoperta stavolta? C'è un conflitto in questo momento, non riusciamo a capire se le donne vogliono gli uomini romantici oppure se li vogliono rudi, hard, duri. Di Baiardi, la nostra super tuttofare, quando troviamo l'amore, Letizia? Franz, spero presto, dai. Romantico o duro? Romantico. Perché? Non magari uno che ti sculaccia, che ti no? No, non è romantico. La trasgressione, quanto ti piace trasgredire? Abbastanza, ci vuole la trasgressione. Papito, a Porto Rico, tu sei di? Santo Domingo. Santo Domingo. Come sono le donne? Trasgressive oppure romantiche? Bisogna provare per credere. Provare, quindi? Venite alle nostre serate giù nell'arcobaleno che suoniamo reggaeton a 360 gradi e perché gli piace anche a 90. Senti, la cosa più strana che faresti, oppure diciamo che hai fatto, ma diciamo che faresti, lasciamo tutti col dubbio. In generale? No, in generale, sessualmente. Non si dice. Ménage à trois, sai cos'è? No. Ménage à trois vuol dire che si è in 3. Meglio 2 uomini con una donna oppure meglio un uomo con 2 donne? Ma ne faresti le cose strane se lo trovi? Non lo so, bisogna vedere anche com'è lui. Leti, ti auguro in bocca al lupo e mi raccomando, sempre con questo. Ti sei scoperta stavolta? Vano Pollini, direttore generale di Cesena Danze. So che potresti sbagliare qualche passo di danza in questo momento, quindi rimani sempre su un piano professionale come sai fare tu. Quello sicuramente. Senti Vano, ma quando è che la danza diventa sensualità? Quali sono in pratica i balli più sexy in assoluto? Beh, a parte burlesque che lo conoscono tutti, balli sessuali, la rumba. Anche tango argentino è molto sensuale. Tango argentino, perché gli argentini lo fanno meglio che gli italiani? No, a parte che gli argentini sono tutti in Italia, per cui ci sarà un motivo. Che lo facciamo di più. No phone, no food, no pets. Ain't got no cigarettes, I'll put 2
Allora, Cesare Danza, Studio 524, siamo in via Ravennate 520 oppure a Ponte Badesse in via Comunale Sorrivoli. Le nostre driver adesso ci conducono in questo travolta pieno di sensualità ma anche pieno di... Romanticismo. Come lo vuoi? Quindi rude, duro, hard oppure romantico lo vuoi l'uomo? Dai, un po' più romantico, più carino. Sei una cucciolona, vero in fondo? Sì. Sì. Mi piacciono le coccole. Questa notte, quell'altra volta, che musica farai, King? Rock, facciamo un rock stile un po' vecchio questa sera, lo proponiamo... La storia del rock, quindi? Certo, certamente. Melissa, saresti disposta a fare una cosa a tre? Allora, mai dire mai. In questo momento non lo so, però mai dire mai. Ti sei scoperta stavolta? Sesso a 3. 1, 2, 3. Come potrebbe piacere? Perfetto. Un'altra cosa, giochi di ruolo, li hai mai fatti? No, giochi di ruolo no. Ti piacerebbe? Sì. Ti piace di più il sesso tradizionale, quello soft o più spinto? Argomento hot. Ciao! Quello spinto! Quello spinto! Se ti dico fetish, qual è la parte del corpo che ti piace di più? Allora, vabbè, dipende. Parto dalle unghie, sono graffianti, attraenti. Vediamo, se ti dico bondage, tu mi rispondi? Interrogazione. Bondage è quando viene legato, è una cosa di costrizione? Ok, ti piace? L'hai mai fatto? Non mi dispiace. Che ti abbiamo visto fare lo strip e ci siamo tutti un po' accaldate. Vogliamo sapere come ti piace fare sesso. Sei romanticone o ti piace andare sul pesante? Un misto, un po' romantico e un po' pesante. Preliminari sì o no? Sì, ci vogliono sempre. Allora, il posto più strano in cui ti è capitato di fare lavoro barra sesso? È un posto stranissimo, una sveltina con una hostess sull'aereo. Com'è? È vero che aumenta l'eccitazione? È il massimo, è da provare. Tu sei? Silvia. Come sarebbe farlo lì dentro? Oddio, sicuramente è un po' scomodo, devo essere sincera. Però non sarebbe male, mentre fai i biglietti, dai. Un po' particolari. Dato che a noi ci piace la banana. Esatto, Sara, Ok, giusto? banana. Abbiamo deciso di intervistare la banana con tanto di Superman e il crociato. Va bene, una domanda. Il posto più strano dove l'avete fatto? Guarda, finora l'unico posto dove l'ho fatto sono i miei sogni perché... Allora, il posto più strano dove hai fatto sesso? In un bagno pubblico. Quindi lo faresti anche altra volta? Sopra il grattacielo di New York su una ragnatela tirata dalla torre est alla torre ovest. Con o senza preliminari? Con preliminare, nettamente. Che cos'è il fetish? Molto. Pelle, cinghie, bondage, io ne sono consapevole. Bravo, risposta esatta, bravissimo, grazie. Sì, non c'è male, dai, ancora più lunghe, tipo devono essere lunghe 1,5 metri. Ah, ok, perché da devono gatto. perforare, esatto. Miau, da gatto. Miau. Miau. Se ti dico bondage, tu mi rispondi? Un particolare tipo di sesso che mi piace parecchio, effettivamente, da fare. Però... Quindi pratichi? Lo pratichi? Quando capita sì. Manette, fruste. Sono gusti, dai.
Sei romantica o trasgressiva? Trasgressiva. Ok. E allora grazie per essere stati con me anche per questa settimana. Io vi do appuntamento a lunedì prossimo con Diffusion, ma vi ricordo che se volete passare un buon weekend il modo migliore è rimanere sintonizzati sul canale 90 del digitale terrestre, quello di DTV ovviamente. Ciao!